Ora, io penso che il Veneto sia ad un bivio, nel senso che dopo, non il secondo mandato, il terzo mandato abbondante di Zaia, cioè oltre 15 anni di vocabolario zaiano in questa regione, una stagione sia terminata. Perché è terminata quella fase storica? Perché il Veneto di oggi è diverso dal Veneto di 15 anni fa, perché alcuni aspetti, le politiche industriali, le politiche di sviluppo, le politiche sociosanitarie devono fare i conti con bisogni e necessità nuove. Oggi serve anche uno schema politico nuovo, una proposta politica nuova. Ora, da questo punto di vista, il Partito Democratico, che in questi anni, ovviamente dai banchi dell'opposizione, spero che questo Soranzo ce lo riconosca, ha lavorato per avanzare sempre delle proposte alternative, facendo il proprio mestiere da opposizione iper mega rappresentata in Consiglio regionale, siamo in 6 su 51, quindi insomma facciamo la nostra battaglia anche con delle complicazioni. Io penso Voto che Lega, dopo la interrompo perché anticipa la prossima domanda e abbiamo anche un cartello, ma se resta Salvini piuttosto voto Partito Democratico Ecco, in io Veno. dico questo, Ecco che siamo da casa, aperti ad insomma, ogni schema possibile di gioco per il Veneto e non per meccanismi o schemi partitici, politicisti, verticisti. Ci sono 3 questioni che secondo me sono cruciali. Chi ci sta a discutere su queste 3 questioni può stare seduto al nostro tavolo. La prima si chiama lavoro. C'è una priorità fondamentale in questa regione che si chiama lavoro, che sia di qualità, che sia stabile, che sia delle donne e che stia al passo con le necessità, perché anche in questa regione chi lavora è povero, le imprese non trovano manodopera, quindi c'è una questione enorme mai affrontata. Seconda questione, riprendo Valardi, l'ambiente. E chiudo. O noi ci rendiamo conto che vanno invertite le politiche sulla questione ambientale, oppure possiamo anche smettere di andare a Vicenza a dirci peccato che ci sono le alluvioni e va sotto la città. Terza questione, la sanità. O noi ci arrendiamo alla retorica del va tutto bene, non c'è nessun problema e ci facciamo carico dei disagi, delle difficoltà delle persone a trovare un servizio sociosanitario adeguato, oppure non parliamo del nulla. Chi su queste 3 questioni, lavoro, ambiente e sanità, è disposto a mettersi intorno a un tavolo, a riconoscere i limiti e a costruire insieme le soluzioni più efficaci, ci troverà assolutamente disponibili a fare politica. Le alleanze elettorali le vedremo più avanti.